Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando di posti di lavoro. 64.400 i nuovi posti di lavoro per questi primi 6 mesi dell'anno. Pensate, 20.000 solo nel mese passato, cioè nel mese di maggio. Numeri importanti per il Veneto, ma cerchiamo di capire perché molte aziende non riescono a trovare lavoratori. Ed in particolare cerchiamo di capire che cosa cercano quelli che stanno cercando un'occupazione, cosa si aspettano da un'azienda. Nell'ambito del progetto Sei nel posto giusto abbiamo incontrato Andrea Montuschi di Qualtrics che ci racconta che cosa cercano i candidati. Il tema secondo me oggi è relativo alle informazioni che gli imprenditori, che le aziende hanno, che sono poche, sono troppo poche, per cui stiamo prendendo decisioni senza i dati che le supportano. Rischiamo quindi di prendere delle grandi decisioni sul problema sbagliato. La mia teoria è che stiamo vivendo questo grande brainstorming a livello mondiale senza renderci conto di essere dentro un brainstorming, quindi pensiamo di essere già alle soluzioni, ma siamo nel centro, nel mezzo di un processo creativo che deve portarci alla soluzione del come portare talenti o anche non solo talenti, candidati nella nostra azienda, come trattenere quelli che abbiamo. Ecco, se io non riesco ad avere i dati a supporto sui candidati, sulle persone che ho in azienda, su quelle anche che sono uscite, per poi analizzarli e capire le esigenze del mercato, rischio di girare sempre a vuoto. Ascoltare e progettare le esigenze di chi si avvicina al mondo del lavoro diventa importante. Ne abbiamo parlato insieme alla psicologa Antonella Elena Rossi. Ho trattato dei temi molto profondi, tra virgolette. Perché profondi? Perché la felicità sembra una cosa assolutamente leggera, semplice, anche quasi una cosa in più. Invece la felicità è profondamente incistata nell'animo umano, per cui è fondamentale che noi cominciamo a capire che questo è il primo elemento di benessere sul lavoro. Per cui è importante pensare che la felicità delle persone è proprio il più grande successo, che è una cosa che io dico sempre ai ragazzi: sappiate che se voi andate felici al lavoro avete già vinto. Un capo d'azienda chiaramente, se vede i propri dipendenti che sono felici sul proprio lavoro, sul proprio posto di lavoro, ha vinto anche lui, per cui si vince insieme e si perde insieme se si è infelici. Un incontro, quello che vi stiamo raccontando, che si è tenuto in Confindustria, che ha visto protagoniste le aziende che avevano voglia di capire che cosa cercano i futuri lavoratori, che cosa si aspetta chi magari sta cercando un lavoro. Temi importanti che sta sviluppando il progetto Sei nel posto giusto. Cerchiamo di capire insieme a Flavio Pasini qual è la filosofia del progetto. È solo nato da un'idea che ha coinciso con il nostro territorio, dove c'era questa esigenza di manodopera professionale specializzata. Abbiamo dialogato con imprese, con industrie del territorio, e il dialogo è andato bene, tanto che abbiamo fatto la prima edizione. Poi da lì a ruota sono venute tutte le altre edizioni, e quindi la giornata di oggi è proprio dedicata a loro, perché cerchiamo di dare un suggerimento per continuare in questa ricerca e raggiungere l'obiettivo. Nel prossimo servizio torniamo a parlare di musicoterapia. Ci avete chiesto in tanti di parlarne ancora, di approfondire questo tema, grazie a una convenzione che è stata stipulata tra il Conservatorio e l'Istituto Fortunata Gresner. Una convenzione che porta al centro la musicoterapia e la ricerca sulla musicoterapia a Verona. Ne abbiamo parlato insieme al direttore dell'Istituto Fortunata Gresner, Carlo Nogara. Questo progetto sulla musicoterapia nasce in collaborazione con il Conservatorio e porterà una novità assoluta all'interno del panorama nazionale e veronese. Noi assumeremo la figura di un musicoterapeuta, e questo consentirà, tramite il Conservatorio, una rotazione dei tirocinanti, quindi avremo più persone che si dedicheranno alla musicoterapia all'interno dell'Istituto Gresner. E gli obiettivi di questo progetto sono duplici. Un primo obiettivo sarà quello di portare avanti un'attività di ricerca che è assolutamente innovativa all'interno appunto del territorio nazionale sullo studio della musicoterapia, e portare appunto questo studio a un livello scientifico. Saremo il terzo centro in Italia ad affrontare un'attività di ricerca sulla musicoterapia. Il secondo obiettivo sarà quello di portare all'interno del nostro ciclo scolastico
un'attività sia del benessere, della musicoterapia applicata al nostro ciclo scolastico, quindi dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Ecco, anche questo è assolutamente importante, perché Graessner si vuole qualificare all'interno del panorama veronese come scuola del benessere, quindi con il nuovo progetto anche del parco didattico al Chievo, quindi abbracciamo gli obiettivi dell'Agenda 2030 a livello nazionale e abbiamo questo assoluto interesse verso il benessere, verso il green e verso appunto questa dinamica che pone al centro dell'attenzione la persona, dal più piccolo al più grande. Verona torna ad essere punto di riferimento per la musicoterapia, ne abbiamo parlato con Edoardo Maria Strabbioli. Diciamo che Verona è sempre stato un punto di riferimento, perché è praticamente 20 anni che si opera nella musicoterapia. Diciamo che ha avuto un grande impulso adesso, perché il Ministero ha riconosciuto il biennio ordinamentale, tipo universitario, per cui a tutti gli effetti quello che da noi era stato quasi una cosa pionieristica far partire anni fa, adesso è riconosciuta a tutti gli effetti, e quindi è sembrata la cosa, al direttore Zandonà e a me naturalmente personalmente, è sembrata la cosa più naturale poter collaborare con una realtà così importante come le Graessner e dare spazio appunto non solo alla ricerca scientifica, ma anche a tutte le esperienze che i nostri tirocinanti potranno fare, e questo aiuterà sicuramente tutte le persone del Graessner e anche i futuri professionisti in un campo che sicuramente sarà destinato ad avere un grande sviluppo nei prossimi anni. Assieme al direttore sanitario Antonella Evangelista dell'Istituto Fortunata Graessner andiamo a capire nel concreto che cosa significa questa convenzione nata insieme al Conservatorio. Abbiamo già delle idee, allora quella più pratica è di far entrare fin da subito nelle nostre stanze di terapia il musicoterapeuta, e in seconda battuta, ma non meno importante, è quello di iniziare un progetto di ricerca esteso all'università, quindi esteso a chi si occupa di ricerca, per andare a identificare i qualificatori di efficacia dell'intervento musiterapico nel bambino affetto da disabilità di origine neurologica congenita e andare a verificarne la significatività. Questo per noi è estremamente importante, perché i confini della medicina sono comunque governati dall'evidenza che noi dobbiamo essere in grado di dimostrare, e vogliamo essere a Verona chi si mette a disposizione per dimostrare questa efficacia, questa significatività d'efficacia, per poi estenderlo anche a livello nazionale. Don Antonio Provolo ha avuto un ruolo fondamentale nella musicoterapia. A parlarci di questo tema è Mario Rossi, che è l'autore del libro Dal canto alla parola, che ci racconta come è nata proprio la musicoterapia e l'importanza di Don Antonio Provolo. Provolo è un veronese sacerdote che ha, osservando la condizione dei sordi, che erano considerate delle bestie perché non potevano ascoltare la parola di Dio, fidex ex audito, quindi non puoi ascoltare la parola di Dio, erano considerati che non erano esseri umani. E lui invece attraverso la musica vuole mettere in grado il sordo di interagire alla pari di ogni altro essere umano. Come? Riuscendo a interiorizzare le vibrazioni prodotte dal suono che colpisce ogni essere umano, riconoscerle, individuarle ed esprimerle attraverso la parola e il canto, addirittura il canto. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Nel prossimo servizio parleremo di 3 LOE, un progetto europeo Erasmus Plus che ha come sfida quella di trasferire competenze green digitali di imprenditorialità nella formazione. Pensate, ha scelto ESEF CPT come uno dei 7 centri di eccellenza per la formazione. Di questo tema ne abbiamo parlato insieme a Grazia Veronesi.
Questo progetto nasce da una bella proposta che ci è arrivata da T2I Scarl di sperimentare questa figura che è all'interno di un loro progetto Erasmus che si occupa di temi legati alla sostenibilità ambientale. Aveva all'interno anche l'idea della formazione di un target di utenti che potessero alzare il proprio livello da un terzo livello IQF, dei framework europei, a un quarto livello IQF. Ci è piaciuto pensare che dei giovani potessero essere formati a questo nuovo modo di vivere un cantiere per diventare dei moderni operatori tecnici di cantiere e per certi versi sentirsi cittadini anche a livello professionale, che è una cosa molto importante, cioè nel proprio modo di operare all'interno del proprio cantiere. Perché è importante un consulente ambientale nei cantieri? L'abbiamo chiesto a Giovanni Zampieri, direttore di ESEF CPT. Ci sembrava interessante riuscire a sperimentare questa nuova figura perché è una figura che potrebbe avere un grosso impatto all'interno dei cantieri nella logica dell'economia circolare. Quindi abbiamo preso questa esperienza subito in mano e abbiamo cercato di tradurla nel nostro quarto anno, quindi nel percorso formativo che lavora principalmente sulla figura del tecnico edile. Che cosa prevede il progetto 3LOE? L'abbiamo chiesto a Chiara Raimundos. Il progetto 3LOE prevede inoltre la realizzazione di 7 centri di eccellenza a livello di tutta Europa. Noi abbiamo già costituito il centro di eccellenza Italia, aperto, quindi non è chiuso, ma all'interno di questo progetto, oltre ai partner Italia, c'è anche ESEF di Verona, quindi la scuola edile che con noi ha sperimentato il quarto anno duale su fondamenti di economia circolare e vedrete a breve sperimenterà anche un percorso di Energy Manager sui lavoratori, sempre in modalità duale. Come tutor, quali sono state le reazioni dei studenti e quali le aspettative rispetto a questo importante percorso formativo? L'abbiamo chiesto alla tutor Cristina Bottacini. I temi innovativi affrontati durante il corso e le modalità sicuramente di approccio diverso rispetto a quello che può essere un tradizionale corso di formazione hanno fatto sì che la classe abbia avuto reazioni sicuramente positive. I ragazzi sono stati tutti molto coinvolti e hanno risposto positivamente a tutte le tematiche affrontate. Abbiamo chiesto a Marco Meneghini che ruolo ha avuto il tema dell'ambiente nel quarto anno formativo della scuola edile ESEF CPT. Quest'anno abbiamo affrontato come elemento fondante anche di questo corso tecnico edile il tema ambientale, affrontando diversi aspetti, soprattutto spinti anche dal PNRR che prevede proprio la ricerca di questi nuovi materiali caratterizzati da questa sigla CAM, vuol dire criteri ambientali minimi, che va praticamente ad approfondire la vita di ogni singolo materiale ed elemento tecnologico dei nostri cantieri. Si parla sempre più spesso di Green Public Procurement, appalti pubblici dedicati al verde. Quanto è importante in questo momento storico prestare attenzione a questo tema? Ne abbiamo parlato insieme a Matteo Masconale. Un tema fondamentale per le imprese perché devono essere in grado di poter selezionare fornitori e materiali che siano correttamente certificati e non semplicemente dichiarati, siamo sul modello del greenwashing come attenti all'ambiente, ma che abbiano la competenza per poter verificare effettivamente le certificazioni di questi materiali. È il momento di ascoltare le esperienze sul campo di questo corso, ascoltando i ragazzi che hanno partecipato e ai quali abbiamo chiesto che cosa hanno appreso in questo importante percorso. Per me quest'anno è stato molto importante perché ho capito come acquistare, utilizzare e riciclare i materiali, soprattutto materiali da scavo come terra e roccia da scavo, anche asfalti, e sarà molto importante per un futuro essendo appunto figlio d'arte. Per me questo corso è stato una cosa molto importante. Durante questi mesi abbiamo imparato molti concetti fondamentali nel riciclaggio e soprattutto anche nell'acquisto, nel scegliere i materiali fondamentali. Ogni materiale sappiamo che ha dei CAM, che sono dei criteri ambientali minimi, e questi seguono il materiale per tutta la sua durata del percorso fino a quando non viene riciclato o riutilizzato.
Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi, vi do appuntamento la prossima settimana, sempre per raccontarvi tante novità dedicate al mondo del lavoro. Vi ricordo che saremo con voi tutta l'estate, quindi continuate a seguirci perché io vi aspetto.